Salve a tutti, oggi voglio portarvi con me dietro le quinte di una tipica giornata di riprese per l'hashtag FVG. Sono le 8 del mattino, il tempo è splendido, ho un paio di location in programma per oggi e un sacco di chilometri da fare, quindi adesso preparo lo zaino con tutte le attrezzature e andiamo! Ok, ce l'abbiamo fatta, dopo 2 ore, buone 2 ore di auto, sono arrivato a destinazione, questa è la mia prima destinazione di oggi. Non vi spoilerò dove sono perché probabilmente questo video lo vedrete prima che pubblichi i video che girerò oggi. Beh, insomma, ci siamo capiti. Però come probabilmente avrete intuito mi trovo in montagna, il rumore che sentite vicino a me sono cascate, acqua e fa freddo. Cioè fa più freddo di quanto mi aspettassi. Considerate che siamo il 28 di giugno e sono 12 gradi qui contro i 26-28 che sono in pianura. Adesso c'è una corriera che sta cercando di parcheggiare dietro di me, quindi vado avanti. Lo sapete cosa mi piace delle montagne friulane, delle Prealpi Giulie? Che ogni tanto, più che in Friuli, ti sembra di stare nella terra di mezzo. Ci sono dei posti veramente spettacolari che non pensereste mai che ci siano in Friuli, invece vorrei addentrarmi di più nei boschi, nei sentieri, nella foresta tarvisiana qui, ma mi sto ancora riprendendo da uno stiramento al polpaccio, al legamento, e quindi sarebbe inutilmente pericoloso proseguire più a fondo nella foresta. Quindi continuo nelle mie location previste. Ci sarebbe un'atmosfera assolutamente magnifica, incontaminata, unica qui, in questo luogo dove mi trovo ora e che vedrete fra qualche tempo. L'unico problema è la compagnia di bambini che mi sta praticamente seguendo da lontano ed è veramente fastidioso perché urlano come folli e io detesto i bambini. Nel frattempo mi sono preso una piccola pausa, stavo per ribaltarmi su un tronco umido perché ha piovuto fin tipo ieri. Faccio una piccola pausa per fare un time lapse che, come avete capito, non li faccio con questa macchina, non li faccio con la Sony, li faccio con la Drift, quindi probabilmente sentirete i click in sottofondo. Sto facendo il possibile per non farvi capire dove mi trovo in questo momento, ma probabilmente se siete friulani l'avete già capito. Non importa. Comunque a breve vedrete i video completi. Adesso finisco un attimino il timelapse, poi andiamo avanti per questa ancora prima destinazione di oggi. Questa in teoria potrebbe essere l'acqua più pura che mi capiterà mai di bere. Oppure un residuo chimico industriale, ma penso la prima. Sì, era la prima. Non è neanche gelida, pensavo fosse più fredda. Ok, sono passate 3 ore e mezza, quasi. Ho finito la prima tappa in programma per oggi. Sono tornato alla macchina, si è anche alzata un po' la temperatura, siamo 18 gradi, qualcosa del genere, 18-20 gradi. Si sta veramente bene. Adesso mi mangio qualcosina al volo e vado per la seconda tappa, ci vediamo direttamente là. Ok, sono arrivato alla seconda meta di oggi e è un po' diversa da come me l'aspettassi. Beh, lo vedrete com'è. Sono curioso, andiamo avanti. Voglio spoilerarvi qualcosa che vedrete nei prossimi video, quando appunto sempre caricherò i video che sto facendo
oggi. Sono in un posto molto particolare, ci sono finito assolutamente a caso. Deve essere una vecchia base militare, qualcosa del genere, roba delle guerre. È un sacco inquietante e un sacco figo, cioè finché stai fuori qua, sono i tetti aperti, le cose, è una figata. Quando entri là, dentro sembra un videogioco horror. Cioè, una mezza figata, una mezza me cago addosso. Adesso vediamo, vi porto un attimino dentro. Adesso sono salito in cima per fare delle riprese. Ma qua bisogna stare un sacco attenti perché guarda che roba. Sul tetto c'è un buco che non avevo visto venendo in qua. Pensavo fosse solido il tetto, invece c'è un buco pazzesco che prima ho rischiato probabilmente di finirci dentro. Guarda. Sopra sono due torrette, che evidentemente sono torrette di guardia. Di qua c'è una parte prominente con delle feritoie e dietro non so se sono appartamenti o cosa. Adesso andiamo dentro. Qua c'è un sentierino che qualcuno, a forza di fare su e giù, ha trovato. Adesso siamo dentro. Guardate che posto. Non è tanto grande, però è un po' inquietante. L'ho già definito inquietante quelle tipo 5-6 volte, ma non importa. A parte l'eco. Questa sembra quasi una cella chiusa. Sono entrato, c'erano tipo le goccioline d'acqua che cadevano. Mi sono preso malissimo. Con l'acqua per terra e tutto. Adesso che è già un po' che sono dentro, che mi sono acclimatato, ok. Però a entrarci è parecchio inquietante. E di là c'è la parte che vi facevo vedere aperta da fuori. Quindi sì, ogni tanto mi capitano anche posti strani e assurdi come questo. E in realtà mi piacciono anche questi posti abbandonati. Il problema è che di solito è illegale entrarci. Qua non c'è scritto niente da nessuna parte, tutto aperto. Quindi sono entrato. Bene, da questo posto strano e inquietante, rimango così perché così ho l'esposizione giusta. Da questo posto strano e inquietante posso concludere questo video, questo esperimento di video che ho fatto assolutamente a caso. Sono le 4 ormai, sono partito stamattina alle 7:30, giusto per farvi un'idea di quanto sto fuori di solito per fare solo 2 video. 3 se contiamo sta cagata che ho fatto nel mezzo. Adesso prendo la macchina, torno giù, sono più di 2 ore di strada e comincio a montare questi video. Già.